Per raccontarvi questi ultimi 2 giorni di ferie ho scelto di farlo qua, nella mia vecchia officina, ormai ferma da anni. Qua è iniziato tutto quanto. Io all'età di 7-8 anni circa ho iniziato a mettere mano ai primi motori, a muovere i primi passi verso la meccanica. Ho cominciato smontando il Ciao, moto molto semplice, e poi col passare del tempo mi sono dedicato a moto e motori sempre più complessi, Vespa, Oxford e poi passando ai motori del cross. Questa è la Vespa che usavo io dai 14-18 anni fino a quando ho preso la patente. Ormai anche questa ferma da anni, chissà dove sono i pezzi, ci sono ma sono in giro. Quest'ultimo video delle ferie dovrebbe essere il più divertente, dove dovrei raccontare tutte le mie esperienze. Mi è rimasta un'amara in bocca perché questi ultimi 2 giorni sono caratterizzati da una grande disavventura, non me l'aspettavo. Credo che sia improbabile, può succedere ma improbabile, purtroppo è successa, bisogna affrontarla e pazienza. Guardate il video per capire di cosa sto parlando. Questa è la situazione stamattina. Freddo artico, nebbia, i primi raggi solari, le moto ferme là, eccole là. E niente, si prospetta una giornata molto fredda. Adesso carichiamo i bagagli, montiamo in sella e partiamo. E niente, le moto qua sono ferme perché la Dorso Duro, sta bastarda qua, ha deciso di bloccare la frizione e non andare più avanti. Dunque metti in prima, molli la frizione e non va, niente da fare. Ma com'è possibile che una moto del genere, con una frizione nuova, cambiata qualche migliaia di chilometri fa, si possa bloccare così, impedendo la marcia e impedendo il ritorno a casa? Per scoprirlo dobbiamo fare un passo indietro, precisamente nel tardo pomeriggio del giorno 2, il giorno prima. Difatti eravamo nell'ultimo passo e stavamo dirigendoci verso l'hotel che vi stava a una trentina, una quarantina di chilometri, e eravamo nell'ultima salita praticamente, dunque è stato proprio un caso. Quest'ultimo passo, un passo famoso, alla quale non dirò quale per motivi di riservatezza, e la moto ha cominciato ad avere i primi sintomi di cedimento della frizione. Purtroppo non ho i video per testimoniarlo, mi sarebbe tanto piaciuto, ma per risparmiare batteria e anche perché la maggior parte del viaggio è noioso sinceramente, eravamo nell'ultima salita e c'era una corriera davanti che ovviamente stava trasportando le persone, dove che li lasciava in cima al passo e dopo facevano le varie scarpinate, quello che volevano fare. C'era un tornante a destra o a sinistra, adesso non ricordo. Consideriamo che già per tutto il tragitto, gli ultimi 4 km o 3 che sia, li ho fatti con questa corriera davanti, io e la mia compagna si intende, e altre moto e macchine. Giornata calda, questo ha fatto sì che la moto si surriscaldasse perché in salita continua molla, accelera, ma non un'accelerata forte, molla la frizione e ritirala perché giustamente la corriera fa le curve e i tornanti piano. Fatto sta che arriva in questo tornante e trova un'altra corriera che scende. La nostra, noi stavamo salendo e l'altra stava scendendo. Inevitabilmente si devono fermare perché sennò si schiantano. Questo ha fatto sì che tra le varie manovre, è assurde anche perché l'altra corriera è retromarcia in salita e non vi dico che scene, quest'altra retromarcia in discesa giusto per liberare il passaggio, e purtroppo è successo che la moto, stando ferma lì, si è surriscaldata. Qua è un errore mio perché io, venendo dal motocross, non c'è la strumentazione, dunque sono abituato a non guardarla, la guardo proprio di rado. Fatto sta che è passato diverso tempo, non so indicare quanto, ma comunque è passato diverso tempo, e per sbaglio punto l'occhio e vedo che le temperature sono al massimo con una spia accesa, alert. Infatti la moto si era talmente surriscaldata che nemmeno la ventola, l'elettroventola, riusciva a starci dietro a raffreddarla. Questo ha fatto sì che si bruciasse la frizione. In tutto questo il problema secondario è che sì, ho spento la moto, ma era ripartire poi, questo era stato l'enorme problema, perché sgorgato tutto il traffico, ripartire con la frizione bruciata, e anche l'olio, non ho fatto le foto, ma anche l'olio era nero carbonizzato ed era diventato molto liquido. Questo ha fatto sì che si è degradato velocemente. Già nella ripartenza è stata difficile perché lì scivolava e slittava la frizione. Siamo riusciti ad arrivare all'hotel. Io
sinceramente speravo che sì, con qualche problema, ma di riuscire a finire le ferie, anche perché erano organizzate, pagate gli hotel e tutto, mi dispiaceva tornare a casa. E fino all'hotel la moto funzionava con qualche problema di scivolamento della frizione, però funzionava, non aveva il bloccaggio che è arrivato al giorno 3. Dopo una bella doccia rilassante e una buona sostanziosa cena, mi è venuta anche qualche idea di come tamponare il più possibile questo discorso qua. L'olio era bruciato, carbonizzato e molto liquido, anche a motore freddo. Mi è venuta l'idea di contattare qualche autofficina o motofficina della zona, farmi fare un cambio olio molto veloce, giusto per riuscire a finire quel giorno lì e casomai sacrificare il quarto giorno, l'ultimo. Tanto era destinato il ritorno, facevamo una strada più normale, più scorrevole, più tranquilla, senza fare passi. Questa sarebbe l'idea. Purtroppo, e dico purtroppo, è successo che la moto ha percorso 3 km e si è completamente bloccata. A marcia inserita, mollavi la frizione e la moto non andava. Di conseguenza era impossibile continuare e questo ha fatto sì che il mio piano fosse sfumato. Arrivati a questo punto, l'unica opzione rimasta è contattare un carro attrezzi tramite la mia assicurazione e portare la Dorsoduro nella più vicina motofficina, che fortunatamente vi stava a soli 22 km. Possono sembrare tanti, ma non è scontato in cima ai monti trovare una motofficina, non un'autofficina, vicino, perché l'altra vi stava a 38 km. Cominciano ad essere tantini. Dopo ben 3 ore di attesa, finalmente arriva il carro attrezzi. Ed ecco qua come stanno le ferie. Mi trovo in officina perché Dorsoduro ha problemi da frizione. Vediamo se riescono a sistemarla. Tanto vediamo un po' di mezzi qua. Cina, casomai vado via con uno di questi. Nonostante l'enorme sfortuna, ho avuto anche un briciolo di botta di culo. Ci vuole anche quella nella vita. Nella motofficina dove è stata portata la Dorsoduro ho trovato persone valide, competenti, professionali e super disponibili. Infatti si sono messe immediatamente sulla Dorsoduro, mollando tutto quello che avevano da fare, e si sono messe immediatamente sulla mia. Hanno capito il problema, dunque hanno detto dai, aiutiamo questo povero cristiano che è qua in ferie. Hanno fatto l'impossibile, infatti tuttora li ringrazio, perché oltre al cambio olio e filtro olio tradizionale che tanto andava fatto, l'olio era bruciato, era acqua e sapeva anche da bruciato, cioè l'odore era da bruciato, hanno tentato di salvare la frizione. Cioè io li capisco, del resto non si poteva cambiare, perché già è difficile che una motofficina autorizzata a Aprilia ce l'abbia in casa specifica per quel modello lì. In più una motofficina multimarca sotto le ferie era praticamente scontato che non si poteva cambiare. Mi hanno mostrato la frizione, non ho fatto foto perché ero dentro la loro officina e giustamente rispetto le loro regole non volevano far foto e video, dunque io li ho rispettato, ma vi giuro che era messa da bestie, malissimo. 2 dischi incollati, vabbè, me l'aspettavo, forse è quasi il minimo, ma c'era un disco, quello più interno, che era carbonizzato, storto, cioè si era perfino storto, e si sbriciolava in mano. Questo fa capire quanto le temperature siano andate su. Io adesso li ringrazio ancora perché hanno fatto un lavoro veramente al limite delle possibilità, perché un conto è smontare la frizione vecchia, bruciata, rotta, quella che è, e rimetterla su una nuova, è facile, ma dover rimettere su quella vecchia e farla funzionare giusto per tornare a casa è un'impresa che veramente io non so come abbiano fatto, nonostante abbia tanti anni di esperienza, ma veramente sono stati bravi. L'hanno carteggiata, l'hanno lavata, hanno fatto il possibile e difatti la moto è funzionata. C'era solo un inconveniente non dato da loro, era usare il meno possibile la frizione, non darle strattoni, cioè vuol dire no decelerate, frenate brusche, né accelerate brusche. E devo dire che nonostante tutto è stata una bella sfida. Il viaggio di ritorno era il viaggio della speranza, perché le strade sono quelle che sono, belle, ma il periodo ferie pieno di gente, non usare la frizione era praticamente impossibile. Fatto sta che in qualche modo, non so neanche ancora spiegarmelo, forse si è spento il cervello, non lo so, sono riuscito ad andare nell'ultimo hotel che era vicino a casa, era a Pedavena, sono riuscito facendo le strade alternative ad andare fin lì. La frizione ha retto fino a casa, infatti sono arrivato fino a casa,
negli ultimi chilometri ha cominciato a dare i problemi, ma nonostante tutto ne ha fatti oltre 200, dunque è stato fatto un lavoro veramente al limite di quello che si poteva fare e per questo li ringrazio ancora. Concludo questo video con una considerazione mia personale. Purtroppo le sfortune, le sfighe capitano e questa volta è colpa mia perché non essendo abituato a guardare strumentazione è successo. Se la guardavo prima sicuramente avrei o limitato i danni o neanche fatti, però è successo, bisogna saperli affrontare, fanno parte della vita purtroppo. È successo nel periodo sbagliato, sotto le ferie, dopo mesi di prenotamento, però è successo. Quello che mi ha stomacato di più è perché sono reduce da, se così possiamo dire, dalle disavventure dell'RS. Infatti sono durate ben 2 mesi e non possiamo dire che è scampato il pericolo, però se doveva succedere qualcosa, sinceramente io personalmente pensavo che succedesse l'RS, visto che il viaggio di andata era il rodaggio del cilindro nuovo dell'RS, dunque se doveva succedere qualcosa pensavo succedesse a quella lì. E invece, nonostante tutto, nonostante che anche lei ha preso una scaldata, la moto va, funziona. Queste sono le sfortune, doveva succedere, mettiamola così, starò molto più attento e pazienza. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Lei è quella che si è salvata, quella che tutti dicevano che ha problemi, quella su cui nessuno puntava. In realtà lei è quella che funziona. Brava la mia patatina.